Buongiorno cari amici della Tenda TV e di Radio Palazzo Carli. Buon sabato 9 dicembre 2023. Iniziamo questa nostra giornata ascoltando insieme il brano evangelico che oggi la liturgia ci propone e invochiamo con fiducia ancora una volta il dono dello Spirito Santo. Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo perché spenga il rumore delle nostre parole, faccia regnare il silenzio dell'ascolto e accompagni la tua parola, dai nostri orecchi fino al nostro cuore. Così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore. Egli vive e regna, ora e nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò, ordinando loro: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In questo episodio, in questo brano dell'Evangelista Matteo, siamo a cavallo fra il capitolo 9 e il capitolo 10, ci viene detto che Gesù vede le folle e sente compassione. Di questa compassione già abbiamo avuto modo di condividere qualcosa lunedì scorso, nel primo giorno di questa prima settimana del tempo di Avvento. Nel suo andare, ci ha detto l'Evangelista, nel suo tanto camminare, Gesù si lascia toccare da quello che vede. Lo ripetiamo, il cuore del Signore Gesù non è indifferente alle necessità di chi incontra. Allora sentiamoci anche noi immediatamente oggi chiamati dal Signore a mettere i nostri piedi sulle sue orme e a imparare ad amare al modo suo, al modo di Gesù. Desidero raccogliere e soffermarmi alcuni istanti su 3 parole che il Signore Gesù oggi rivolge a noi, ci consegna e che possono diventare 3 modi concreti che abbiamo anche noi per mettere i nostri piedi sulle orme del Maestro. La prima parola è pregate. Tutto parte da qui, dalla relazione profonda e autentica col Padre. Tutto parte da una preghiera umile e insistente. Manda, Signore, operai per la tua messe. Pregate. E qui non parliamo solo del bisogno dei preti. Certo, manda anche preti per la tua Chiesa, ma soprattutto illumina il cuore di ciascun battezzato perché possa mettersi in gioco lì dove si trova nella vita di ogni giorno e diventare strumento della compassione di Gesù per ogni fratello e sorella. Pregate dunque, ecco la prima parola. La seconda parola,
strada facendo. L'essere in cammino è la condizione permanente dell'uomo e della donna di ogni tempo ed è in modo specialissimo la condizione permanente del discepolo di Gesù. Camminare è andare incontro ai fratelli e le sorelle reali, non quelle ideali, quelli ideali. Camminare è avere il coraggio di percorrere nuovi sentieri di fraternità, superando divisioni, ideologie e conflitti. Camminare è costruire la pace, lì dove siamo, nelle relazioni quotidiane, troppo spesso segnate dalla rabbia, dall'invidia. Camminiamo. E poi c'è quella terza parola, gratuitamente. Gratuitamente date perché gratuitamente avete ricevuto. Il bene che ci viene donato di compiere è semplicemente una restituzione del tanto bene che noi per primi abbiamo ricevuto. Noi siamo per primi destinatari di un amore che ci precede, gratuitamente, che è sempre il per primo e che avvolge tutta la nostra vita. Possiamo oggi allora diventare testimoni del Vangelo perché siamo consapevoli che questa parola per prima ha reso bella la nostra vita, ha dato una luce nuova alle nostre giornate e non possiamo non condividerla. Questo è donare gratuitamente quello che gratuitamente abbiamo ricevuto. Per fare questo abbiamo bisogno di compiere continuamente un esercizio di memoria, per ricordare il bene ricevuto, per ricordare i doni del Signore, ricordare, cioè riportarli al cuore, per farli diventare poi bene e amore donato. Invochiamo la benedizione del Signore su questa nostra giornata e sul cammino di Avvento che continua domani con la seconda domenica. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, sia davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata, grazie per il cammino fatto in questa settimana e buona continuazione del tempo di Avvento.